chiamo Mirko Montigi, sono architetto e mi occupo di design, fra le altre cose. È da 5 o 6 anni ormai che collaboro al progetto di Mogoro, l'ho visto nascere insieme all'architetto Roberto Virdis. Abbiamo dato corpo a questa idea che era partita da un'associazione che raggruppava gli artigiani con la volontà del comune di combinare appunto i designer con gli artigiani per creare dei prodotti nuovi, per cercare di conquistare nuovi settori del mercato. Ora gli artigiani non hanno bisogno di noi perché sanno già fare benissimo il loro lavoro, però noi crediamo di poter dare un contributo portando idee nuove e cercando di rinnovare le forme, le tecniche, i prodotti. Questo è lo spirito con cui ci approcciamo al progetto di Mogoro. Quello che vedete alle mie spalle è il prodotto di quest'anno, è un tappeto che si chiama Marea, riproduce il mare. Spero che si venda anche questo perché a me piace molto, secondo me è più un quadro che un tappetto. Poi ho lavorato molto anche con gli artigiani del legno, ho creato anche degli oggetti interessanti. Negli ultimi anni ho creato degli oggetti per esporre le bottiglie di vino. Una è la bottigliera che è esposta anche quest'anno in fiera. È un mobile contenitore in cui si possono disporre le proprie bottiglie e metterle in evidenza. Io credo che l'artigianato sardo sia l'espressione più tangibile della cultura isolana, un patrimonio di oggetti, di tecniche, di conoscenze, dei materiali che nel corso del tempo ha cristallizzato quella che è la cultura della popolazione sarda. Troviamo oggetti di uso, oggetti di abbellimento, oggetti di decoro, sono tutti oggetti che meritano attenzione perché sono belli e hanno dentro una carica irripetibile di valori e di cultura.